Lo racconta quasi nessuno, ma in Sardegna non si preparavano solo oleoliti e detto fra di noi, non erano nemmeno così comuni. L'olio, quello d'oliva, non era disponibile come oggi e le piante si preferiva usarle fresche quando possibile. Esistevano inoltre molti modi per estrarre e conservare i principi attivi delle piante. Hai mai sentito parlare delle polveri? Le chiamavamo pruni de volla, che sembra un po' polvere di stelle, ma in realtà significa polvere di foglia. E in base alla foglia usata servivano per cicatrizzare le ferite, ammorbidire la pelle, lenire le irritazioni, aiutare contro il mal di stomaco e assorbire il sudore. Le polveri sono il segreto dimenticato dell'antica sapienza erboristica isolana e oggi voglio riportare in vita questa tradizione con una ricetta moderna. Un deodorante assorbente in polvere, naturale, delicato sulla pelle e capace di asciugare il sudore rispettando il corpo. Sotto trovi la ricetta da strega che, spoiler, la scienza erboristica moderna ritiene davvero efficace. Sono Claudia Zedda, antropologa, scrittrice e appassionata di etnobotanica e se le streghe ti incuriosiscono leggi sotto, ti racconto qualcosa di più.